È importante per noi che ci occupiamo di fare le leggi che vanno a regolamentare la cultura il fatto di ascoltare chi lavora nei teatri e ascoltare i punti di vista, perché una volta approvata la legge sulla cultura che è uscita dal Consiglio regionale a maggio, adesso bisogna metterla in pratica e per metterla in pratica bisogna prima di tutto ascoltare, sentire chi lavora sui palcoscenici e vedere di fare una legge che sia veramente utile al sistema teatrale del Veneto. Una legge utile al sistema teatrale del Veneto. È questo l'obiettivo per cui la sesta commissione consiliare permanente della Regione Veneto si è riunita oggi per una seduta speciale nel ridotto del Teatro Comunale di Vicenza. È stata una decisione, io ritengo, saggia della Commissione di venire a toccare con mano la realtà, non solamente legiferare da lontano, ma creare decreti attuativi vedendo quali sono le realtà, in questo caso di Vicenza, del Veneto, per poter poi riflettere questa realtà, che poi sono le necessità del territorio, i desideri del territorio, nel decreto attuativo. Per me questo è un discorso di saggezza, lungimiranza e anche di sapere cosa si fa.